al sorgere del sole, avvolta da una musica da fiaba. Apri gli occhi tra le lenzuola di raso La colazione servita a letto. e la voce sensuale. Buongiorno, principessa. Lei è sempre più giovane e bella. E poi lo sa che anche oggi ha perso 2 centimetri di girovita. E George Clooney arriva col caffè solo per te. Nespresso, what else? Bello, eh? Se, nel mondo dei sogni, ti sei ancora di dormire. La sveglia suona adesso. No! Un trauma. E infatti appena suona che cosa facciamo? Repeat. Resto altri 5 minuti a letto, dai. Sì, un po' di giornata che mi aspetta, brutto, maltempo, Senza schiavi, di problemi, resto qui. al caldo. No! Ma sono già passati 5 minuti. Veramente 5 più 5 più 5 più 5 è già passata mezz'ora. Ecco, la domenica mattina che potresti restare tranquillamente a letto. Alle 5:30 sei con gli occhi sbarrati che fissi il soffitto. E dunque, pure oggi ti tocca cominciare un'altra giornata. Caffè! Che bello caricare la moka con gli occhi ancora chiusi, ribaltando il caffè tutto intorno. E quando viene su la valvola perde e fa il laghetto sui fornelli. Televisione! Allarme meteo, in arrivo possibili bombe d'acqua. E da oggi al via la 70ª dose per gli ottantenni. Ed ecco i cambi dell'euro sulle principali monete europee. Ciao, sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. No, veramente mi so Carl. Il bollitore per il tè. Pane tostato con burro e marmellata. Sì, nei film. Mattina, ma chi sei che ha tempo? E ai bambini un bel Kinder fetta al latte freddo da frigo. E via con le pulizie. E qui la donna si trasforma in Robocop. Con una mano scarica la lavastoviglie della sera prima. Mentre con l'altra ha già imbracciato la sua protesi naturale, il folletto. Con il piede destro stende la biancheria. Mentre con il sinistro spolvera i vetri e lava i mobili. E nei 10 minuti che è impiegato a pulire tutta la casa, Riesce misteriosamente a fare anche mezz'ora di cyclette. Operazione conclusa. hai finito in bagno che devo prepararmi. Entri, apri la porta e qui tu, donna, sai già cosa ti aspetta. Ma la bomba d'acqua è in bagno da me. Pavimento allagato. Asciugamano bombo buttato sul bidet. Lo specchio pieno di dentifricio. Sul lavandino un paio di mutande sporche. E lui con lo spazzolino elettrico in bocca. Un attimo! Un attimo! Guarda, ti strangolerei direttamente, ma adesso ho una cosa più importante da fare. In mezzo alle acque che lei riesce a separare come Mosè. Piastra ai capelli. In ceramica, ovviamente. Eh sì, perché se non hai la piastra in ceramica, ti spiego, non sei nessuno, E ti metti là in velocità col tempo contato, no? Guarda che ben, dai. Davanti, perché da trio. Ti ca poco da metterti così col collo intorno a. Non riesci a vederti. E allora cosa fai? Ti va a caso. E vai. Finché senti puzza di bruciato, no? Ci sono donne che escono tutte le mattine ustionate coi segni sulla fronte, Poi vanno dal parrucchiere e si sentono dire: Senti, ma hai i capelli tanto rovinati, Ma fai la piastra a casa? qualche volta. Sì, ma non tutti i giorni, No, vero? no, non tutti i giorni. No, la faccio anche 2 volte al giorno se devo uscire la sera. Ma adesso è tardi, è ora di uscire. Sei sulla porta di casa E prima di chiudere controlli il gas, le luci, il ferro da stiro. il rubinetto, Cioè, ma avrò controllato bene. le chiavi, Il portafoglio. ma soprattutto Dai, ragazzi. il telefonino. Sì, una volta, adesso La mascherina. Impossibile uscire senza. Non se ne ricordiamo mai. Amici, questo era Senza Skate. La nostra guida pratica, ma anche ironica, Esotica, erotica. sul momento che sta vivendo questo paese. Che Forse voi, Noi di sicuro no. senza Senza skate. E seguiteci anche sui nostri social, mi raccomando, sulla nostra pagina Facebook sul nostro profilo
Instagram e sul nostro sito carloegiorgio.it. Ancora più Così. sotto, vedete, ancora più sotto. Ciao! Ciao! Ciao!